Conegliano favorito e Conegliano vincente nella trasferta di Firenze, ma il Bisonte almeno nel primo e terzo set ha dato del bel filo da torcere alle campionesse del mondo in carica. A fare la differenza ci hanno pensato tutta una serie di fattori come la forza a muro delle Venete e soprattutto le alzate di Volos che ha mandato fuori ritmo la difesa avversaria. Poi chiaramente anche la differenza tecnica tra le due squadre si è fatta sentire, ma il Bisonte può dire di essere uscito a testa alta da un esame che sembrava proibitivo alla vigilia. Primo parziale con una grande partenza del Bisonte, ma anche con una serie di recuperi e controsorpassi da parte delle due squadre. Con un contrasto a rete è proprio Volos a decidere il set siglando il 25-21. Il video check chiamato da Caprara per un'invasione a rete ha esito negativo. Nel secondo parziale invece non c'è storia, la squadra di Santarelli veleggia senza problemi, raggiunge anche la doppia cifra di vantaggio prima di portare a casa anche questa frazione con un comodissimo 25-16 finale siglato dalla Gertis con un pallonetto vincente. Il Bisonte non ci sta a far chiudere la partita troppo in fretta e sospinto da un'ottima Dalderop si presenta al rush finale in assoluta parità 23-23. Prima i Gonu, poi il fanno valere la loro tecnica e la loro potenza in attacco per il 25-23 finale, salutato con una grande esultanza da parte dei tanti tifosi di Conegliano presenti al Palamandela Forum. Migliore in campo, come abbiamo già detto, la palleggiatrice della Imoco Volos, mentre la miglior marcatrice della gara è risultata essere, manco a dirlo, Laigono con 17 punti. Dall'altra parte spettacolare prestazione di Dalderop che ha giocato da titolare solo il terzo set più altre apparizioni nella prima e seconda frazione e ha chiuso con un bottino di 15 punti. 21-25, 16-25, 23-25, con questi parziali la squadra di Santarelli ha espugnato per 3-0 il Palamandela Forum e si è confermata in testa alla classifica, mentre il Bisonte Firenze è adesso settimo ed è in corsa per la qualificazione alla fase finale della Coppa Italia.